Un mercoledì da leoni e non solo per la semifinale di Champions League tra il Real Madrid e il Bayern Monaco per il recupero della giornata di Serie A annullata per la morte del povero Pier Mario Morosini. Infatti domani si disputeranno anche campionati minori, dall'eccellenza alla prima categoria. In campo inizio ore 16 anche l'Akragas che ospita allo stadio Esteneto la Parmonval, squadra molto tosta che sa sempre farsi rispettare. All'andata finì 0-0. I biancazzurri ormai non credono più alla possibilità di conquistare il secondo posto, ma intendono vincere contro la Parmonval per rintuzzare l'attacco dell'Atletico Campofranco che minaccia loro il terzo posto. In ottica playoff è importante sempre chiudere la stagione regolare davanti a chi si può affrontare in semifinale. Il regolamento consente alla squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento di giocare per 2 risultati su 3. L'Atletico Campofranco dal canto suo giocherà in casa contro la Folgore, mentre il Camarat riceve il Terrasini e non dovrebbe mancare l'appuntamento con i 3 punti, visto che i palermitani giocano con una squadra composta da juniores. L'Alcam ospita il Castellammare affamata di punti per presentarsi nei play-out da una posizione privilegiata. La vincitrice del torneo, il Ribera, ormai non ha più nulla da chiedere alla stagione e sarà impegnata a Custonaci contro il Riviera Marmi. In promozione potrebbe essere la giornata dei Raffadali per approdare in eccellenza. Sciupato il primo match ball, i giallo-verdi di Longo domani saranno di scena a Favara contro l'unica squadra rimasta, seppur distante 6 punti, a contendere loro il salto di categoria. Di sicuro ci sarà da divertirsi e la Pro Favara non ha nessuna intenzione di vedere far festa ai Raffadali sul proprio terreno di gioco. Dal calcio alla pallacanestro, turno infrasettimanale anche in B dilettanti. La Fortitudo ospita alle 18 l'Agropoli al Palamoncada. La squadra di Gianni è orientata a riscattare la brutta sconfitta patita a Reggio Calabria domenica scorsa, ma soprattutto la prima battuta d'arresto della stagione, subita proprio contro i Campani.